Giovedì 30 gennaio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz ci accompagnerà nella lettura del quotidiano Il Gazzettino di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina dell'edizione di oggi. La notizia in primo piano: vino crolla la vendita e l'effetto etilometro. Meno 20% nei ristoranti dopo l'entrata in vigore delle nuove norme del codice della strada. A un mese e mezzo dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada, l'incubo alcol test ha avuto ricadute nel mondo della ristorazione. La vendita di vini al ristorante non si è fermata, ma è diminuita di circa il 20%, fa sapere Mauro Cavalet, consigliere provinciale FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Spiega che si predilige il calice piuttosto che la bottiglia e che la wine bag, sperimentata in qualche locale bellunese, non funziona. Scatta anche l'allarme dei sommelier. Il delegato provinciale Ivan Del Puppo: nelle degustazioni che organizziamo periodicamente facevamo assaggiare in genere 10-20 campioni e ora abbasseremo sicuramente questa quota. Intanto c'è chi si ingegna e dopo aver visto dimezzate le vendite pensa a una birra con meno alcol. C'è terrore, afferma il titolare della fabbrica della birra Belluno, Davide da Ponte. Gli approfondimenti di Fontanive da pagina 2 a pagina 3. E la notizia dedicata alla foto di copertina invece riguarda il calcio bellunese. A Sedico i bellunesi danno spettacolo e vincono 5-2. Bassano travolto, Treviso KO Dolomiti a -1 dalla vetta. Esultanza, la gioia di Alcides, come si può vedere da questo scatto, perché si sta guardando da Facebook o YouTube, dopo il 3-1 nella partita fra Dolomiti e Bassano, giocata ieri a Sedico. I bellunesi erano andati in svantaggio alla mezz'ora, poi si sono scatenati vincendo per 5-2 e in serata il Treviso ha perso. Dolomiti ora a -1, l'approfondimento di Lazzarin da pagina 13 a pagina 14. Mondo dell'economia bellunese, Giordano Cremonese 90 anni da protagonista. Giordano Cremonese compie 90 anni, oggi è presidente onorario di Manifattura Valgismond Group, la società che ingloba i brand Sportful, Castelli e Carpos, ma anche se l'azienda ormai è gestita dai 4 figli, Dario, Gioia, Alberto che è presidente del gruppo e Alessandro che è amministratore delegato, con loro Steve Smith. Lui ogni mattino si reca in ufficio per controllare che tutto vada bene, per salutare i dipendenti, sapere le novità. La storia di Manifattura Valcismone inizia nel 1946 con i genitori, poi nel 72 Giordano prende le redini e da lì la continua crescita. L'approfondimento di Valerio a pagina 9. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: mafia, un 25enne arrestato a Cortina, l'approfondimento a pagina 5. Lungarone, articolo di Daniela De Donà, testimonial, l'occhialeria punta su Figo e Beckman, l'articolo ci aspetta a pagina 10. A Oronzo, una cabinovia per risolvere l'intasamento sulle Tre Cime, l'articolo di Giuseppini a pagina 11. E ancora dal Camerun a Belluno, l'influencer critica una città solo per vecchi, l'approfondimento di Federica Fanta a pagina 7. Sport, hockey, la festa scudetto nel locale del capitano Francesco Adami, l'articolo di Dibona a pagina 14. Ancora Santo Stefano, aumentano anche in Comelico le tariffe delle case di riposo, l'ultimo caso deciso dall'Unione Montana, 3,33 euro in più al giorno, un centinaio al mese, 1 migliaio all'anno a carico delle famiglie. L'articolo di Toscani lo troveremo a pagina 12. Ma a pagina 2 la notizia che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno: incubo etilometro, vino al ristorante, vendite giù del 20%. La Federazione Pubblici Esercizi parla di perdite per i ristoratori bellunesi, è l'effetto del nuovo codice della strada, i sommelier tagliano degustazioni. Potrebbe essere suggestione, ma nei tavoli del ristorante sembra di vedere sempre più caraffe di acqua e meno calici di vino, e chi si avventura nel bere un bicchiere in più avverte l'ansia di poter sforare i limiti di alcol ammesso nel sangue, la fatidica soglia di 0,5. Sì, perché anche nel bellunese non mancano gli effetti del nuovo codice della strada sul mondo della ristorazione. La vendita di vini al ristorante non si è fermata, ma è diminuita di circa il 20%, fa sapere Mauro Cavalet, consigliere provinciale FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e prosegue: magari si predilige il calice piuttosto che la bottiglia, che invece si sceglie solo quando al tavolo si è in 4 o anche di più. Il tutto con conseguenti ripercussioni sulle entrate degli esercenti. Intanto anche l'associazione sommelier è costretta ad abbassare il numero di campioni delle degustazioni. Ecco le dichiarazioni. Mauro Cavalletta: la wine bag non funziona, al tavolo si predilige il calice piuttosto che la bottiglia, e anche l'AISA in allarme, ci ha dato problemi, è evidente che se degustiamo dobbiamo ingerire.
Nessuna onda lunga sui viticoltori, ma si cercano prodotti nuovi. Il capo del consorzio Il Consumatore è sempre più attento a prodotti che rappresentino una identità locale, a dichiararlo Marco De Bacco del consorzio Vinicosta del Feltrino, che spiega le tendenze. Ma sempre in merito a questa situazione del calo del consumo di alcol in provincia di Belluno, siamo a pagina 3, birra con meno alcol per un bicchiere in più. La ricetta del produttore bellunese Da Ponte per aumentare le vendite: c'è terrore, da dicembre abbiamo dimezzato la quantità commercializzata. Il grado medio è intorno ai 5, stiamo progettando la bevanda da 4 gradi, sarà pronta in 2 mesi. Credo che bisognerà andare sempre più in questa direzione, ovvero provare a diversificare la produzione. Due delle dichiarazioni del bellunese Da Ponte che troverete in questa intervista, sempre a firma di Fontanivi. L'evoluzione al Vinitaly 2025: debuttano in olo le bottiglie dealcolizzate. Continuiamo con pagina 5 del Gazzettino di Belluno, fatto di cronaca. Blitz antidroga, 25enne in manette, Davide Marra, origini pugliesi, si trovava a Cortina per lavoro, sono stati i carabinieri del posto a notificargli il provvedimento. L'arresto è scattato nell'ambito di una vasta operazione durata 4 anni e portata a termine dall'Arma di Lecce. Formazione a scuola, i diritti e volontariato. Il Lollino avvia la settimana civica, un tema diverso per ogni classe, dal volontariato al valore UNESCO fino alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità. La notizia provocazione su TikTok, una città per vecchi. La 24enne Selena, bellunese d'adozione, spopola con il video dedicato al capoluogo. Belluno è una città per vecchi, recita un post pubblicato lunedì scorso su TikTok da miroige.official. Alle 14 di ieri maturava 173.000 visualizzazioni, mentre su Instagram 113.000, con una media di 500 commenti. Video che fa discutere tra chi lo vede come un scuotimento di coscienza e a chi intravede un danno di immagine. L'amministrazione risponde coi fatti e cerca il dialogo. L'autrice del video è Selena Peroli, una social influencer bellunese d'adozione di 24 anni, nata in Camerun. Ho studiato e sono cresciuta a Belluno, dice, sono arrivata 18 anni fa. Nel video lancia un monito alla città, rivolgendosi indirettamente anche al sindaco. Cosa offre Belluno ai giovani? Si aprono solo supermercati, si chiede ai locali di abbassare il volume della musica. Se si vuole svago, il bullying si trova a Trichiana, afferma Selena Peroli. La mia non vuole essere una critica di immobilismo, ma mi piaceva il pensiero di dare una scossa. Notizia di spalle, aree in quota, qui c'è bisogno di spazi ricreativi. Belluno Alpina apre il tesseramento 2025 e chiede più risorse. Da Belluno a Feltre, con pagina 8 del Gazzettino di Belluno, centro sempre più vivo, tanti eventi. Il primo grande appuntamento è il Carnevale dei bambini e delle famiglie, in programma il 4 marzo in Piazza Isola. In calendario, come sempre, i grandi eventi, dal palio alla mostra dell'artigianato fino a quelli del ciclismo. Ancora da Feltre, bimba scompare dopo scuola, era in piazza, attimi di paura ieri pomeriggio per la scomparsa di una bambina consegnata regolarmente alla famiglia dal personale didattico, ritrovata poi fortunatamente dai militari dell'Arma dei Carabinieri. La dinamica: la piccola dell'età di 6 anni si sarebbe allontanata dopo l'uscita dell'istituto scolastico Vittorino da Feltre di via Cornelio Castaldi, dove aveva probabilmente appena terminato il tempo prolungato. La mamma, ritardatasi perché l'altro figlio aveva dimenticato un libro di testo, avrebbe perso di vista la scolara che si è incamminata verso Piazza Isola. Pagina 9, il protagonista di questa edizione del Gazzettino di Belluno ci porta a Fonzaso, i 90 anni del patron della Val Cismon. Oggi il compleanno di Giordano Cremonese, fondatore dell'azienda che è leader dell'abbigliamento sportivo. Laureato in medicina, attualmente è presidente onorario della società che ora è gestita e condotta dai 4 figli. Il dottor Giordano Cremonese compie 90 anni, oggi è presidente onorario di manifattura Val Cismon Group, la società che ingloba i brand Sportful, Castelli e Carpus. Ma si deve certamente alle solide fondamenta che lui ha saputo creare, alle sue intuizioni geniali. Se il gruppo è passato da una piccola filanda di intimo con sede nell'altopiano di Lamono, dove c'erano le pecore dalla lana pregiata, ad una società per azioni che produce oltre 3 milioni di capi, è presente in 75 paesi del mondo, ha 3 marchi di proprietà e dà lavoro a centinaia di persone nelle sedi bellunesi e indirettamente a migliaia nel mondo. Della sua laurea in medicina ormai è rimasto solo il titolo di dottore, che ancora oggi tutti usano quando lo incontrano nei corridoi aziendali. Santa Giustina, la stella di bronzo del CONI al professor Angelo Marchetti, insegnante di educazione fisica, per diversi anni ha presieduto la società natatoria Onda Blu, altro personaggio del territorio bellunese. La Mon, Vanoi, Padrine e Bottaccine ribadiscono il no alla diga, la provincia cita le norme UE Restoration Law, la regione il piano di sghiaiamento del lago del Corlo. L'articolo è a firma di Federica Fante.
Noi continuiamo con pagina 10, mondo dell'occhialeria, Derigo da Figo e Safilo da Beckman. Vision si affida alla portoghese vincitore del Pallone d'Oro 2000 per il marchio Lozza. Nasce così la linea Capsule Collection XLF e il bellunese Piero Sponga è volato a Londra dall'ex calciatore per mostrare i prototipi della nuova collezione primavera-estate. Canale d'Agordo, cancellata la Caspareta, pista impraticabile tra caldo, pioggia e gelate. In Alpago invece oggi l'addio a Fiorella, morta in strada, si terranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Farra i funerali di Fiorella Galeazzi, la 72enne trovata morta in strada a Buscole la mattina di venerdì 17 gennaio. Le indagini hanno chiarito che si è trattato di una morte naturale e il fascicolo della procura che era stato aperto per quel caso, che all'inizio sembrava un rebus, va verso l'archiviazione. Tutto sarebbe legato alle patologie pregresse della donna. Ieri sera intanto è stato recitato il rosario in chiesa e il paese, rimasto sgomento per l'improvvisa scomparsa della donna, si è unito al dolore della figlia Emanuela con Emilio, i nipoti e i parenti, tutti. Livinallongo del Col di Lana, travolto dalla valanga, trentenne francese salvato da falco, incidente in Val Veneggiota in Trentino, l'uomo era con altri 7 compagni che non sono stati coinvolti dal distacco. Auronzo, mai più auto ai piedi dei ghiaioni, alle Tre Cime si salirà in cabinovia, il comune annuncia il progetto per risolvere il problema dell'affollamento sopra Misurina, all'impianto si accederà con navette da Cortina, Auronzo e Dobbiaco, così sponde del lago libere. Il riconoscimento, altri 15 rifugi sani e sicuri, adesso sono 42 in provincia. E continuiamo con il Comelico Santo Stefano, casa di riposo stangata sulle rette. L'Unione Montana le aumenta di 1.000 euro all'anno. Per far fronte al rinnovo dei contratti del personale, l'ente è costretto a chiedere 3,33 euro al giorno in più per ogni ospite. Cortina Lagazzoi, Winning Ideas Mountain, si parte, progetti entro il 14 di febbraio. E adesso lo sport con una bella notizia per tutti noi bellunesi. Dolomiti scatenata a Sedico in svantaggio alla mezz'ora. I bellunesi vanno a riposo sul 2-1 e dilagano nella ripresa. Quinta rete stagionale di Capitan Thomas Cossalter, sempre più protagonista. 5-2 il risultato finale. Per quanto riguarda invece l'agenda, Gianmarco Tognazzi racconta i Beatles, viaggio nel tempo all'Alexander Hall. Siamo a Cortina d'Ampezzo, l'appuntamento è per domenica 2 febbraio alle 20:45. E ancora l'appuntamento a Segrete Tracce di Memoria, il libro edito Colofonarte. C'è anche un po' di belluno all'interno della rassegna Segrete Tracce di Memoria, una serie di appuntamenti con musica, teatro, poesia, dibattiti e incontri tra il 23 gennaio e il 28 febbraio, in cui vari artisti si alleano per non dimenticare anni bui della nostra storia, a cominciare dalla Shoah. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20 in streaming e domani all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata. Vi invito a rimanere sempre aggiornati comunque con le notizie del territorio bellunese e non solo, attraverso il nostro nuovo sito www.bellunesinelmondo.info. È davvero tutto. Buona giornata a tutti voi in compagnia di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.